terza DAP in de Biebi di Dalcin in de Campacui in CFM, oggi siamo in comune di Santa Lucia di Mercurio e maridroa un peguraio di Jean-Pierre Geronimi. RCFM e Campacui. Qui siamo un viominale di Santa Lucia di Mercurio, un luogo si chiama Casersi. Ci abbiamo principiato a fare pastore nel 1976 e abbiamo sempre tenuto un luogo come antico, ma non lasciato, non abbiamo mai veramente modernizzato l'esploitazione. Un modo buono è che lo sia qui in Santa Lucia, o quelli a mamma, o abbiamo mamma in Basterica, o mi siamo, e hanno sempre le pecore. Ma un modo buono è a Bussuto che i suoi figlioli cercassero un impiego e non hanno mica fatto pastore. E io ero un'occasione, era una passione di creatura e ho vissuto fa qui e ho 46 anni qua faccio. Aiuto le pecore, aiuto i nuovi vacche, ma le ho cacciate in 98, ho fatto anche i boschi. E dopo era solo, poi mica un per ogni luogo e ho scelto di crescere le pecore e di raccogliere un resto. Con le pecore ho venduto il latte, ho fatto il nuovo formaggio, quando poi a fare e a ho cercato come figlio di continuare a fare il formaggio. Un mestiere, quando ho principiato, la natura ci aiutava più che a siamo dopo sottomessi ai cambiamenti di stagione, più quando era da più e siamo obbligati a accettare tutta la roba per governare e da mangiare ai nostri animali. E con tutto ciò che si passa alla roba, tutto ciò che si passa, i prezzi sono assai incariti e sono fuori di misura. E gli aiuti sono scarsi. È un constato negativo, ma è la realtà di ciò che si passa qua. Un giorno che si sta là oggi, penso che se non ha mica aiuti cacciatoci l'aiuto europeo, e dai 6 figli, perché si deve ancora commerciare la roba e a 6 figli, e non possiamo mica incarisce la nostra roba per vendere, quelli che la comprano parecchie volte non hanno mica i mesi. La UNE dell'agricoltura corsa passerebbe soprattutto per un rigiro più accarabato, diremo, c'è troppo animale all'abbandono, siamo in mano a qualche salvatica, ai cignali, siamo obbligati ad arrivare a tutte le serende, non ci manchiamo mica di animali che sono all'abbandono parecchie volte perché vogliono essere all'abbandono, e altri se ne occupano mica, ma se vuoi lampare da mangiare è qualche salvata che giungi da chiore, giungi da una sortita per questi animali gusti. E domani è Mavranca che ci landeremo in oggi in paese di Gastella di Mercurio a visitare un piccolo magazzino di prodotti gorsi a Sconceria, dunque in paese di Gastella. A domani. RCFM e Campacui.